Andiamo a Padova, dove una studentessa è completamente guarita dall'ipertensione arteriosa grazie ad un innovativo intervento effettuato da un'equipe dell'azienda ospedaliera Euganea. È il primo caso al mondo e lo studio è stato pubblicato da una prestigiosa rivista medica statunitense. Dario Giordo e Claudio De Zan. Sembrava un normale caso di ipertensione arteriosa, invece nascondeva un tumore ai reni di appena 8 mm. A esserne colpita una studentessa, a scoprirlo l'equipe medica dell'azienda ospedaliera di Padova, guidata dal professor Giampaolo Rossi. Rivoluzionario l'intervento effettuato con la tecnica della crioablazione. Consiste sotto la guida di una TAC nell'introduzione di un ago dentro il rene e quindi dentro il tumore, attraverso il quale si veicolano due gas che, raggiungendo il tumore, creano una palla di ghiaccio che ingloba il tumore, fa scoppiare le cellule del tumore e quindi elimina il problema. A un anno di distanza, primo caso al mondo, la donna è completamente guarita grazie a una procedura innovativa che apre scenari interessanti nella diagnosi di tumori difficili da riconoscere e nella cura dell'ipertensione arteriosa. Questa tecnica è in uso per tanti tumori, quando il tumore può essere eliminato senza ricorrere a un intervento chirurgico tradizionale, perché si tratta di una tecnica mini invasiva che può essere effettuata in anestesia locale. E per l'azienda ospedaliera padovana c'è anche un'altra grande soddisfazione: lo studio sul caso è stato pubblicato sul prestigioso American Journal of Hypertension.